Ritornando all'attualità regionale, anche alla cronaca, diamo subito il buongiorno innanzitutto alle nostre ospiti. Oggi abbiamo con noi due consiglieri regionali, accanto a me in studio Maddalena Spagnolo della Lega. Ben ritrovata e buon anno, consigliera. Grazie, buon anno a tutti, buongiorno. E un buon anno, ben ritrovata anche alla consigliera Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, voglio augurare buon anno a chi ci segue da casa, a voi della redazione e alla collega Spagnolo. E allora, un buon anno purtroppo che dobbiamo aprire con queste criticità innanzitutto sul fronte sanitario, che abbiamo visto al centro dei principali titoli di oggi della stampa locale. Io riprendo il Gazzettino, che ho appena appunto terminato di leggere assieme ai nostri telespettatori. Pronto soccorso preso d'assalto, qui il punto sulla situazione a Udine, ma abbiamo visto anche le criticità emerse a Pordenone e più in generale in vari territori, sia per la mancata presenza, apertura, erano in ferie anche diversi medici di base, sia per quanto riguarda anche la guardia medica, gli orari, chiusure e quant'altro. Quindi da dove iniziare? Allora andiamo anche a leggere questo titolo, le sfide della sanità. Qua si parla anche un altro aspetto di Pordenone, perché nuovo ospedale alle prese anche con i guai tra guasti e disagi. In pronto soccorso spunta una perdita idraulica segnalata dalla ditta costruttrice alla ditta costruttrice per la riparazione, e poi ieri l'assalto con picchi di 80 pazienti e difficile collegamento col punto prelievi. Questo anche l'influenza, diciamo, non ha aiutato. Impressionante il numero di accessi, sembra di essere tornati in pandemia. Qua c'è la preoccupazione di Altavilla del Nursing, Gianluca Altavilla, segretario territoriale appunto del Nursing, e ha detto un'emergenza che si scontra con numeri esigui di chi è a lavorare. E allora ci sono ancora tanti fronti su cui intervenire nel territorio regionale, nell'insieme, per far sì che situazioni simili, al di là delle festività, non si ripresentino. E ovviamente si guarda con particolare attenzione alle scelte della maggioranza, ovviamente in regione. Riparto per questo da lei, consigliera Spagnolo. Sì, intanto cominciamo subito rilevando che ci sono dei periodi, in particolare nel corso dell'anno, in cui gli accessi ai pronto soccorsi sono elevati e particolare sia questo per l'influenza. Poi abbiamo dei periodi in cui effettivamente vacanze, medici di base che non ci sono, e tutta una serie di situazioni alle quali comunque si deve dare una risposta al meglio delle possibilità. Abbiamo visto che ci sono state delle problematiche, si cerca naturalmente di affrontarle nel migliore dei modi. Diciamo che con la sanità la Regione ha affrontato tantissimi temi. Diciamo al primo punto dell'ordine del giorno ormai da anni del lavoro della Regione, del lavoro del nostro Presidente, del nostro Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi, e devo dire che la sanità sta cambiando. Abbiamo raggiunto importanti risultati, traguardi, proprio nelle modifiche che ci devono essere di un sistema che all'evidenza non reggeva più. Ricordo l'adozione del piano oncologico, che ha cominciato a cambiare, diciamo, la nostra sanità, riorganizzandola. Abbiamo visto tutta una serie di investimenti che stanno continuando ad interessare questo comparto. Di qualche giorno fa proprio l'intervista del dottor Caporale, che indica in 200 milioni di euro gli attuali investimenti proprio per le strutture dell'azienda sanitaria Udine Centrale. Abbiamo visto che le case di comunità cominciano a vedere la luce e grazie all'accordo anche fatto con i medici di base proprio dovranno essere in grado di dare le risposte riguardo la medicina territoriale e anche tali da sgravare in grande parte accessi inappropriati ai pronto soccorso.
e questa è una grande azione che stiamo facendo per riuscire appunto a dare delle risposte che siano le migliori possibili e che si evitino problematiche intanto di accesso al pronto soccorso anche in periodi, situazioni insomma, che sono da sempre state maggiormente delicate. Abbiamo approvato a dicembre il bilancio, la manovra finanziaria, e anche lì ingentissime risorse sono state investite in questo fondamentale settore. Pensiamo che nel bilancio di oltre 6 miliardi e mezzo di euro, ben oltre la metà è stato destinato appunto alla sanità, per cui le energie, l'impegno della Regione è massimo. Contiamo di cominciare a vedere dei risultati, come del resto anche le rilevazioni più recenti danno anche dei segnali di miglioramento finalmente in quella che è il grossissimo problema, che è quello delle liste d'attesa. Quindi naturalmente ci sono dei risultati che non possiamo aspettarci dall'oggi al domani, però la strada percorsa non è breve, è stata necessaria e adesso contiamo di continuare l'impegno, il grande impegno profuso. Consigliera Capozzi. Ma per me la sanità invece rappresenta proprio il tallone d'Achille di questa giunta regionale. Voglio partire proprio da un passaggio ripreso dalla collega Spagnolo, ovvero che nell'ultima legge di bilancio metà delle risorse, anzi più della metà delle risorse, sono state destinate proprio alla sanità. Questo per dire che le risorse non mancano, però evidentemente non vengono impiegate nella maniera corretta, perché la sanità continua a presentare delle inefficienze che sono sotto gli occhi di tutti. Le liste d'attesa è vero che in alcuni settori sono migliorate, però in tanti altri continuano a presentare delle falle inaccettabili e l'impianto attuale della sanità, piuttosto che abolire le disuguaglianze tra i cittadini, finisce per acuirle, perché tanti cittadini, proprio perché non riescono quindi proprio per le liste di attesa lunghe, rinunciano alle cure, oppure perché soltanto pochi possono permettersi di rivolgersi ad una struttura privata e quindi evitare di aspettare quei tempi che il più delle volte risultano inaccettabili e possono avere anche delle conseguenze negative anche dal punto di vista della diagnosi. Quindi non mi stupisce quello che è il dato che emerge anche dalle pagine dei giornali di questi giorni, ovvero che c'è una situazione appunto di blocco appunto dei punti di accesso, perché parliamo appunto di un momento anche particolare, dove è vero che c'è il picco delle influenze, quindi probabilmente ci sono anche tanti accessi ai pronto soccorso che non sarebbero necessari, però è anche vero che parliamo di un servizio sanitario dove non c'è personale e il personale che è in servizio non riesce neppure ad andare in ferie, cosa che in questo momento dovrebbe essere piuttosto legittima, e il paradosso è che questo personale invece è presente nei servizi privati, quindi c'è da chiedersi come mai il personale è presente nel privato e non nel pubblico. Evidentemente ci sono delle condizioni sia dal punto di vista retributivo sia dal punto di vista della conciliazione dei propri spazi lavorativi con quelli personali che sicuramente sono più favorevoli che nel pubblico, e quindi tanti professionisti emigrano dal pubblico nel privato. Quindi secondo me la spinta deve essere sicuramente nel promuovere e nel rendere più attrattivo quelle che sono le professioni sanitarie. Devo dare atto che ci sono stati anche degli investimenti in questo senso, però evidentemente appunto risultano essere ancora inefficaci. Altro punto che è stato toccato
indicato dalla collega Spagnolo, che voglio riprendere, è il piano oncologico, di cui non me ne farei un vanto, visto che proprio qualche settimana fa l'Associazione Nazionale di Chirurghi Italiani ha criticato proprio il piano oncologico regionale, spingendo proprio la regione ad intervenire per modificarlo, e hanno dato anche delle indicazioni appunto rispetto a quelle che loro ritengono essere delle criticità. Quindi ci troviamo di fronte ad una sanità che in questo momento per i nostri cittadini risulta inefficace, e questo per me è un problema, visto che le risorse non mancano e visto che la regione continua a investire, anzi la maggior parte delle proprie risorse. Allora, poi le lascerò una replica, ma abbiamo una chiamata in arrivo. Allora, prima della pubblicità, sentiamo anche chi ci sta telefonando. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe qui. Buongiorno Brevemente, Giuseppe, prego. ci sono due aspetti che vanno considerati. Uno è capire il coefficiente di crescita, diciamo, della popolazione, no? Intanto, va bene, non nascono i bambini, però la popolazione invecchia, per cui ci sarà sempre necessità di accedere ad un intervento medico, che dove non c'è il medico di base perché è in ferie, chiaramente la gente cosa fa? Si riversa al pronto soccorso. Primo elemento. Secondo elemento, bisogna che comunque, secondo me, capillarizzare il discorso della sanità, nel senso che gli ospedali che sono stati chiusi, Cividale, San Vito, eccetera, che vengano riaperti con una funzione che sia proprio quella di accogliere o di diminuire quell'impatto di tutte le persone che vanno al pronto soccorso, perché ignorantemente dicono andiamo al pronto soccorso perché ne siamo sicuri. Poi l'ultimo punto, per quanto riguarda la signora lì del 5 Stelle, intanto non è vero che la sanità non è disponibile, perché ci sono istituti privati convenzionati con il sistema sanitario nazionale, dove si può andare a fare i raggi, e chiaramente non costano 100 euro, costano 30 euro ticket. Posso chiamare la Salus, la Coram, la Sanirad, Medicus, eccetera, eccetera. Per cui non è che non si può accedere o si deve pagare, no. Si tratta di istruire eventualmente il paziente e dire: guarda, puoi andare a Manzano, non paghi, però devi andare a Manzano. È chiaro che la gente è comoda, dice io sono a Udine, sono a Trieste, voglio andare all'ospedale di Udine o di Trieste, ma non è che non ci sia la possibilità, è che c'è una forma, diciamo così, di comodità, dove uno dice vado in ospedale. Per cui non inventiamoci cose così, giusto per inventare, per fare politica. Ci sono le strutture, ci sono le opportunità, bisogna un attimino un po' usare il cervello e dire ok, mi danno la possibilità di andare a Gemona, o di andare a San Daniele, o di andare a Manzano a fare la visita, vado a Manzano. E sono degli istituti privati, dove io, se voglio avere qualcosa di più, pago, ma non è che devo pagare perché non è che devo uscire dal sistema sanitario nazionale e pagare, no, posso andare in queste aziende private che sono convenzionate e dove non pago. Ecco, tutto lì. Per cui cerchiamo di mantenere in realtà i piedi per terra, non cercare sempre di fare politica. Chiaro il suo Okay, messaggio. grazie. Grazie per averci contattato, Giuseppe. Allora, a questo punto ritardiamo leggermente, vi lascio un minuto a ciascuno, poi riprenderemo l'argomento a rientro dalla pubblicità, ma innanzitutto riparto da lei, Capozzi, perché è stata anche nell'ultimo punto chiamata in causa. Un minuto a lei e poi un minuto anche alla consigliera Spagnolo. Prego. Ma rispetto il pensiero del signore intervenuto, ovviamente non lo condivido, perché evidentemente non si è confrontato con il servizio sanitario pubblico. Provasse a chiamare un CUP e vedere, perché il problema dei cittadini non è logistico, se andare a fare la visita a Trieste piuttosto che a Udine. Il problema è che le liste di attesa sono così lunghe che delle volte risultano inaccettabili. Ho portato proprio all'attenzione dell'assessore Riccardi il caso di un bambino a cui era stata prescritta una visita oculistica urgente, prenotata a febbraio, l'appuntamento era stato fissato ad agosto dello stesso anno. Quindi ben oltre i tempi previsti appunto per la gestione dell'urgenza, che è di 30 giorni, se non ricordo male, ecco. E questo per dire che tanti proprio per questo rinunciano alle cure, e quindi piuttosto che
aspettare, o comunque chi se lo può permettere non aspetta appunto questi tempi e si rivolge ad una struttura privata, ma questo non dovrebbe essere appunto la normalità dovrebbe essere un servizio pubblico efficiente che ti dà l'appuntamento. Non ritengo appunto neanche importante la soluzione rivolgersi al convenzionato privato, ma questo perché svuota e svilisce quello che è il servizio pubblico sanitario, che invece dovrebbe essere implementato e non svuotato. Consigliera Spagnola. Sì, su questo tema ricordo anche la possibilità per i cittadini che non riescono ad ottenere la visita nei tempi prescritti di potersi rivolgere al privato, oltre che alle cliniche, alle strutture convenzionate, come è stato ricordato dal telespettatore, e avere il rimborso da parte dell'azienda della spesa che sono costretti a pagare. Ora, naturalmente si cerca di lavorare affinché le risposte siano sempre tempestive e naturalmente idonee, efficienti, di qualità. Certo, è un lavoro continuo, soprattutto in fase di cambiamenti e di ristrutturazione, diciamo così, del nostro sistema sanitario. Ha toccato prima la collega il fondamentale tema della mancanza dei medici, che è una questione non certamente solo regionale, ma direi sicuramente quantomeno nazionale. E in particolare anche però l'emergenza riguarda gli infermieri, no? Adesso ha ricordato anche la collega le misure che sono state prese anche nell'ultima legge di bilancio, ma non solo, diciamo, sono proprio le ultime azioni che vengono in ordine di tempo, che vengono assunte per riuscire a far fronte, insomma, a questa problematica, che sono tutta una serie di misure che riguardano sia il welfare sia la formazione, per incentivare appunto la maggior appetibilità possibile di queste professioni, no? In particolare ecco, quella infermieristica. Quindi il lavoro, le problematiche sono note, diciamo così, e il lavoro per riuscire a dare risposte, ad affrontarli, è assolutamente costante. È stato affrontato anche così il tema della necessità anche di avere delle strutture che possano aiutare il pubblico a dare delle risposte per i cittadini. Il telespettatore ha correttamente ricordato anche che questo non comporta per i cittadini diversità di quantum nel ticket che comunque vanno a pagare, certo che verrà rimborsato, che naturalmente poi sta a peso del bilancio della regione, ma la risposta ai cittadini deve essere data. In Friuli Venezia Giulia abbiamo dei rilievi, insomma, della presenza di convenzionamento che sono assolutamente rassicuranti anche nel confronto con le altre regioni. Diciamo che il sistema cerca di dare le risposte e di migliorarsi sempre di più. Il lavoro è costante, continuo e quindi sappiamo che le risposte ai cittadini devono essere date di qualità e tempestive. Questo è quello che cerchiamo di fare. Bene, devo assolutamente mandare il nuovo break pubblicitario, restate con noi. Fino alle 45:50. Ben ritrovati in Sveglia Friuli. Allora, continuiamo il dibattito politico, in particolare sul tema della sanità, le criticità evidenziate oggi sul fronte della carenza dei medici, il personale e su altri aspetti che abbiamo visto relativi in particolare a queste festività, anche dal punto di vista delle strutture. Allora, io ripartirei da qua, ripartirei dalla Messaggero Veneto
E da questa pagina su Palmanova, il caso che vi abbiamo insomma anche noi descritto con una testimonianza, il caso del signore del 91enne di Cervignano ricoverato il 30 dicembre per accertamenti clinici e diagnostici, è rimasto per quasi 30 ore in pronto soccorso insieme ad altri pazienti, è rimasto anche per molte ore quindi su un letto nel corridoio del pronto soccorso. Abbiamo raccolto lo sfogo su quanto avvenuto da parte del figlio di questo signore, allora andiamo a risentire che cosa ci ha detto il servizio di Francesco Pezzella. Dovremo averlo a disposizione, la testimonianza appunto relativa al pronto soccorso di Palmanova, all'inizio della nostra scaletta. Eccolo qui, dovremmo avercela a disposizione, perfetto. Ho scritto alla Regione e pretendo che mi diano una risposta, ho scritto direttamente all'assessore Riccardi, perché pretendo che la situazione venga risolta e non si riverifichino più situazioni del genere in un paese come il nostro, dove la sanità dovrebbe essere un settore di riferimento, e lo è, ma non il pronto soccorso. Così lo sfogo di Renato Fabrisin, padre di Walter, 94 anni, di Cervignano, lasciato in un letto nel corridoio dell'ospedale di Palmanova, che poi ci racconta l'odissea vissuta dal genitore prima che gli venisse assicurata una sistemazione adeguata. Il giorno 30 di dicembre mio padre, nel giorno del suo compleanno, ha avuto dei problemi e ci siamo accorti subito che aveva delle grosse difficoltà. Abbiamo contattato l'ambulanza che è arrivata subito, l'ha portata in ospedale a Palmanova, dove è giunto più o meno alle ore 14. Io sono arrivato alle ore 15 a trovarlo, solo alle 17:30 ho potuto vederlo e quando me l'ha fatto vedere lui era allettato in un corridoio affollatissimo di persone, tra personale medico, pazienti e parenti dei pazienti, in mezzo a confusione perché c'erano anche dei pazienti che stavano un po' delirando o comunque diciamo gente che chiedeva aiuto, il personale gentilissimo, disponibilissimo, il personale medico che faceva di tutto per accontentare tutti, ma purtroppo era in evidente situazione di sovraccarico. Questo è il giorno 30, poi io sono ritornato da mio padre il giorno 31 e l'ho trovato nuovamente allettato in un corridoio ancora più affollato, ho contato 12 letti, la scusante dei fondi mancanti non è più valida. Renato lancia infine un appello ai cittadini affinché non restino in silenzio se vittime di episodi di questo tipo e in generale si sensibilizzi chi di dovere a trovare una soluzione definitiva. Questo è quello che io ho chiesto alla Regione, mentre invece all'opinione pubblica invito a fare delle piccole azioni come le mie affinché non ci lamentiamo più e basta, ma agiamo fino a raggiungere l'obiettivo per cui stiamo denunciando. Questa è la testimonianza. Allora, prima di continuare nel dibattito politico anche su questa vicenda, andiamo a leggere alcune precisazioni, anche la posizione della direzione sanitaria Palmanova, perché in questo articolo del Messaggero Veneto viene infatti scritto: la direzione medica di Palmanova in una nota sostiene che a seguito della segnalazione del caso ha immediatamente analizzato il percorso clinico del paziente e rimarca che l'uomo è stato registrato a sistema alle 15:49 del 30 dicembre ed è stato ricoverato alle 14:25 del 31 presso il reparto di medicina di Latisana a seguito di questo iter di accertamenti clinici e diagnostici per l'inquadramento del caso. Pertanto, afferma la direzione sanitaria, non si ravvedono allo stato attuale particolari criticità nella struttura e il pronto soccorso di Palmanova. Sempre la direzione sanitaria, rispondendo ai ritardi segnalati dal signor Renato Fabrissini, figlio appunto dell'ultra novantenne, ha informato anche la Regione in merito all'accaduto e afferma, sempre la direzione sanitaria, che per quanto riguarda le osservazioni dei familiari rispetto agli aspetti logistici,
Tra il 30 e il 31 si è verificato un sovraffollamento del pronto soccorso di Palmanova a causa anche qui del picco influenzale, che ha visto numerosi anziani costretti a rivolgersi anche alle strutture deputate all'emergenza urgenza e che ha comportato conseguentemente anche l'impegno sul territorio dei mezzi di trasporto, appunto le ambulanze. Il personale presente, si sottolinea appunto nella nota, ha comunque cercato di contenere al minimo i disagi che inevitabilmente possono accadere in situazioni di congestione e di cui ci scusiamo con i familiari. Rispetto alle considerazioni dell'utente sulla dotazione di personale, la direzione osserva che nei turni di servizio è sempre rispettato lo standard per la corretta gestione dello stesso, dunque nessuna criticità secondo la direzione, ma qualche disagio legato al picco influenzale. Comunque sono fatti che fanno riflettere. Parto per la maggioranza da lei, consigliera Spagnolo. Assolutamente, situazioni di questo tipo nella presentazione che ci è stata data non possono accadere e devono essere assolutamente denunciate, ci mancherebbe. Abbiamo visto le spiegazioni che ha dato l'azienda sanitaria, comunque è andata subito a verificare l'accaduto, perché è un accaduto presentato in termini di assoluta gravità, e mi pare che abbia comunque dato la risposta del caso. Allora fanno bene i cittadini a denunciare situazioni che sono o appaiono o meritano di essere approfondite, proprio perché anche segnalare delle problematiche è assolutamente importante, ma non soltanto per i cittadini, proprio per l'azienda, proprio per tutti. Approfondire l'accaduto e capire dove è necessario porre rimedio è altrettanto fondamentale. Se poi ci sono stati dei tempi necessari a fare accertamenti del caso, ecco, mi sento di dire benvengano i tempi necessari per fare gli accertamenti del caso, perché vediamo anche troppo spesso nella cronaca, anche recentissimamente, episodi in cui le persone si rivolgono ai pronto soccorsi, vengono mandate a casa e poi hanno delle conseguenze terribili. Ecco, quindi verifichiamo, andiamo a capire le problematiche e provvediamo nel debito modo, in ogni caso cercando ovviamente di assicurare la cura, l'approfondimento sanitario e la cura di chi assolutamente ne ha bisogno. Però, insomma. Consigliera Capozzi, come guarda anche lei a quanto avvenuto a Palmanova? Beh, sicuramente una situazione triste, perché comunque viene riportata la testimonianza di un ultra 91enne lasciato in un corridoio, e benché i tempi degli accertamenti fossero lunghi, si poteva magari prevedere una soluzione anche più razionale per questo anziano, ecco, magari in un posto letto, di modo da ridurre al minimo appunto quello che è stata la degenza nel pronto soccorso. Evidentemente c'è stata una contrazione che non è stata affrontata nella maniera giusta, quindi mi auguro che situazioni di questo tipo non si verifichino, perché trovo appunto improprio che una persona stia per tutto il tempo su una barella in un corridoio, però ho apprezzato anche nella testimonianza riportata la dedizione che è stata di cui si sono fatti testimoni lo stesso figlio del paziente, la dedizione del personale medico che, nonostante la situazione appunto di contrazione, fosse del tutto disponibile e nei limiti delle loro possibilità cercavano di prestare assistenza a tutti. Infatti questo rappresenta un po' quella che è la situazione appunto della nostra azienda sanitaria pubblica, ovvero un personale sanitario dedito ai propri pazienti, che lo fa appunto con passione, nonostante le situazioni spesso siano fuori controllo, proprio perché il più delle volte sono sotto organico e c'è una pressione dal punto di vista del carico
dei pazienti che non è proporzionata appunto al numero delle presenze. Non dico che sia questo il caso, perché l'azienda dice che non c'è stata nessuna situazione di sottorganico, però sicuramente ci sono delle situazioni in cui c'è una contrazione. In questo caso ribadisco che forse la situazione deve essere affrontata in maniera diversa. Ecco. Abbiamo un'altra chiamata in arrivo, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Nevio, telefono da Udine. Buon anno Nevio, ben ritrovato. Sì, grazie. Prego. Allora, adesso innanzitutto massima solidarietà a quel signore di Palmanova che ha dovuto aspettare 30 ore. Posso capire un gravissimo disagio, ma al di là di questo, allora io, siccome io non devo tirare su voti, no? Io vi racconto la verità dell'uomo della strada, no? Allora vi dico solo una cosa: la colpa della sanità è sì dei politici, è dei medici ed è della gente. Allora i politici sappiamo, no? Io metto ai posti di comando i miei amici del partito. Non parlo dell'assessore Riccardi, che a mio parere, per quello che mi riguarda, sta facendo un buon lavoro. La gente, lo sappiamo tutti, si rivolge al pronto soccorso per un foruncolo, e questo non è corretto neanche da parte della gente. Altra cosa, bisogna mettersi in testa, care signore, che bisogna mettere un ticket quando uno va al pronto soccorso. Quando è tutto gratis, uno va anche se non ha bisogno. Mi dispiace dire queste cose perché non sono cose condivisibili, però io dico una cosa: bisogna mettere un ticket. Non è possibile che io vado al pronto soccorso, faccio una serie di esami e non pago neanche la carta della diagnosi. Detto questo, medici sappiamo perché, i medici hanno creato una lobby loro, e non è vero. E basta con questa pappagalata che mancano medici. Non è vero niente, siamo strapieni di medici, e basta che uno faccia un giro negli ospedali italiani e vede più camici bianchi di pazienti. Addirittura in certi ospedali si arriva ad avere un medico per ogni paziente. Fate i controlli, non dovete credere a me. Prendete internet, voi che giocate con internet. Ci sono i dati ufficiali, per cui anche di volta sono aggiornati. Comunque, poi in generale... Poi lascio la replica alle nostre consigliere. Prego. Scusi Monica, perché se no non Vada, prego. Non seguo il mio discorso. Allora, mancano infermieri, quello sì, ma medici non mancano. Se voi fate una ricerca, ma non sento, se voi fate una ricerca a livello europeo, noi siamo il paese che ha più medici di tutti rispetto agli abitanti. Mancano infermieri. Poi un'altra cosa volevo dire, è un discorso di organizzazione, non di mancanza di medici. Allora io vi faccio un esempio: una volta c'erano tot primari all'ospedale di Udine, adesso sono triplicati. Allora c'è qualcosa che non va nell'organizzazione. Quando io vedo un primario in radiologia 1, un primario in radiologia 2, un primario in radioterapia, un primario in medicina nucleare, un primario alle grandi macchine, un primario all'ex interventistica, un primario in neurologia, e basta. Ci sono un casino di primari e c'è un casino di medici. Non è vero che mancano. Poi un'altra cosa, e finisco, 10 secondi, sul discorso che mancano fondi. Scusate, 10 secondi poi vado via, Monica. Prego. Un water d'oro massiccio, un bidet d'oro massiccio, credenze di cucina straripanti di sacchetti di banconote da 200 euro. Ma scusate, e noi mandiamo soldi a questa gente e poi diciamo che non abbiamo soldi per la sanità? Ma per piacere, finiamola con queste balle. Grazie e buongiorno. Buon anno a lei Nevio. Allora subito la replica alle nostre consigliere. Da chi riparto? Riparto da lei, Spagnolo. Comincio dalla fine. I fondi alla sanità, insomma, sappiamo che non è un problema di mancanza di fondi, perché costantemente i fondi messi a disposizione della sanità sono elevatissimi. Abbiamo parlato dei quasi 4 miliardi a questo destinati dall'ultima finanziaria, per cui non è questo il problema. La questione dei medici, ha ragione il telespettatore quando dice che non è propriamente
una grave carenza, quella che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, perché i dati che ci danno i medici per pazienti sono molto migliori che a livello nazionale, anche se naturalmente devono restare nel pubblico, devono avere dobbiamo lavorare affinché riusciamo a mantenere e ad implementare il loro numero. Ha ragione quando dice che il problema riguarda soprattutto adesso gli infermieri, e con le risposte che si è cercato di dare anche approvando le proposte presentate dall'assessore Riccardi in ordine sia alle agevolazioni sulla formazione sia alle misure a loro destinate per agevolare il loro welfare, la loro vita, il loro venire nel nostro territorio, insomma sono un segnale in questo senso, e insomma insieme ad altre misure si conta di riuscire a provvedere a questa carenza. Gli altri punti che ha sollevato il telespettatore mi sembra che rispondano un pochino a quella che è la situazione adesso. Classe politica, classe medica, diciamo che arrivare a capire perché perché la sanità ha tutta questa serie di problemi, è vero. Adesso per quanto riguarda il pronto soccorso ha toccato appunto il tema che è fondamentale, quello dell'inappropriatezza degli accessi, che è quello che crea... Molto attento il signor Nevio anche su questo tema, che molto spesso ce lo riporta. Che crea naturalmente una serie di disagi, perché è chiaro che al pronto soccorso deve andare chi ha bisogno di un soccorso immediato, e insomma quindi cosa vuol dire? Che tutte le azioni fatte in itinere per riuscire ad implementare e a rendere efficiente la sanità territoriale ha anche questo fine, ovvero di far andare al pronto soccorso coloro che ne hanno bisogno e far seguire dalla medicina territoriale coloro che non hanno bisogno, o le situazioni croniche, perché il telespettatore ha anche rilevato questa realtà, che è quella appunto di poche nascite e di una popolazione che è sempre più anziana, che quindi ha bisogno di essere seguita soprattutto nella cronicità delle problematiche e naturalmente seguire debitamente questo tipo di situazioni vuol dire implementare una sanità territoriale e conseguentemente anche rideterminare il corretto accesso agli ospedali e al pronto soccorso, e quindi insomma gestire una sanità che riesca a dare le risposte corrette alle persone. Consigliera Capozzi, lei come commenta anche le osservazioni del telespettatore? Allora, il signor Nevio fa una serie di considerazioni appunto che abbracciano tutto il nostro sistema sanitario. Allora, parto anche io dalla questione dei fondi, e questo non costituisce certo un problema nella nostra regione, perché l'ho detto anche nel mio primo intervento di oggi, che proprio nell'ultimo assestamento nell'ultima legge di bilancio è stata destinata più della metà delle risorse proprio alla sanità, quindi non è questo certo il problema, e io continuerò a dirlo, perché nella nostra regione non c'è un problema di risorse, ma piuttosto un problema di come vengano impiegate le risorse. Per quanto riguarda il personale medico, questo è oggettivo, c'è una situazione di sottorganico, però io riprendo anche da questo punto di vista un concetto che ho già espresso, perché se nel privato non c'è una questione di carenza di personale sanitario, che siano medici, che siano infermieri, ci deve far riflettere, e ritorno infatti alla questione che nel servizio pubblico purtroppo proprio per il carico di pazienti e per la situazione
situazione di sottorganico spesso si rende inconciliabile la vita lavorativa con quella familiare, e questo spinge tanti professionisti ad emigrare proprio nel privato. Siamo proprio nel periodo natalizio, tanti sono i professionisti che non sono riusciti ad andare in ferie proprio perché c'è una situazione critica in tante nostre strutture, e questo secondo me non deve essere sottovalutato. Altro passaggio che ha fatto il signor Nevio è l'accesso improprio ai pronto soccorso, ed è vero che tanti si rivolgono per le situazioni più improprie, però è anche vero che c'è una contrazione di quella che è la sanità territoriale, perché dovrebbe fare da filtro e quindi evitare che tanti accessi impropri arrivino in pronto soccorso. Quindi ritorniamo sempre al tema che se la sanità territoriale funziona e funzionasse e funziona bene, tanti cittadini di sicuro non vanno in pronto soccorso. Certo. Allora, nuovo break pubblicitario, a tra poco. Ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia delle nostre ospiti, le consiglieri regionali Capozzi e Spagnolo. Allora, una decina di minuti ancora circa a disposizione con voi. Un commento veloce, riparto da lei. Capozzi, vi inverto. Il sogno della prima casa, leggiamo sul Messaggero Veneto, domande in aumento del 7,8% in un anno, i contributi della regione ricominciano a salire, agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione, e poi il mercato immobiliare che risulta in salute e le compravendite in crescita su lo sguardo di insieme sul territorio intero regionale. Il rimbalzo positivo post pandemia è alle spalle, ma la richiesta di contributi pubblici per la prima casa si mantiene costante, anzi nel 2025 risulta in rialzo con questo incremento vicino all'8%. Secondo l'assessore regionale Amirante, assessore alle infrastrutture e territorio, a sostenere questa ripresa concorre l'abbassamento dei tassi di interesse dei mutui nell'ultimo biennio. Cosa ne pensa, consigliera Capozzi? Ma sicuramente è positivo che sia aumentato appunto il ricorso all'acquisto della prima casa. Questo significa che anche tanti cittadini appunto riescono ad arrivare a questo obiettivo. Questo è dato anche dalla diminuzione dei tassi dei mutui che negli ultimi anni avevano avuto un notevole incremento. E quindi ben venga ecco anche l'aiuto che viene dato dalla regione ai nostri cittadini. Avevo letto quest'articolo, si faceva riferimento anche a quelli che sono i contributi della regione per quanto riguarda la riqualificazione proprio quindi delle proprie abitazioni. Una legge a cui come Movimento 5 Stelle ci siamo posti in maniera positiva, tant'è che ci siamo astenuti rispetto a questa legge che ritenevamo concettualmente buona, perché consente appunto la riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare, tuttavia anche per motivare l'astensione, ecco perché qualcuno magari dice vabbè è concettualmente favorevole però si è astenuta, perché tanti criteri in essa previsti o comunque criteri che per noi risultavano importanti non erano previsti nella stessa legge, ma venivano rimandati a regolamentazioni successive, come ad esempio per noi era importante che venisse determinata una tariffazione per quanto riguarda le fatturazioni, una tariffazione regionale proprio per evitare le distorsioni che si possono verificare dal punto di vista dei costi, cosa di cui era stato tacciato appunto il super bonus 110. Quindi da questo punto di vista non siamo mai stati contrari, anzi siamo stati favorevoli, anche perché siamo stati fautori a nostra volta della riqualificazione immobiliare proprio attraverso il super bonus 110, che voglio ricordare a chi ci segue da casa, proprio nella nostra regione ha portato alla riqualificazione di 11.000 case e di 2.650 condomini, di cui una gran parte di proprietà proprio delle ATER. Prego, consigliera Spagnolo. Beh, insomma, l'articolo fa riferimento a questi importanti risultati, ecco, che arrivano da una serie
di misure adottate soprattutto dalla Regione. Ecco, la consigliera Capozzi ha ricordato anche tutte le misure, diciamo, di cui ai bandi dell'edilizia che sono uscite nella seconda parte dello scorso anno e che appunto hanno l'importante merito e sono state molto apprezzate e continuano ad esserlo, di riuscire a riqualificare gli immobili, i nostri centri storici, insomma, i nostri paesi, insomma, e ai quali sono stati destinati anche nell'ultima legge di bilancio ingentissime somme. L'assessorato dell'assessore Amirante, diciamo nel triennio, ha quasi 650 milioni di euro, per cui insomma parliamo veramente di investimenti importantissimi. Ecco, quello che mi sento di sottolineare è però la non equiparabilità di questo tipo di misura con il 110 di livello nazionale, che sappiamo aver mandato abbastanza in malora i conti nazionali, per cui ecco, le misure ecco, assolutamente non le metterei insieme, assolutamente. A questo proposito comunque ricordo anche, sempre approvata a dicembre, le misure che riguardano anche gli immobili e che sono previste per diciamo, combattere la denatalità, in quel pacchetto di misure importantissime che sono state assunte e che prevedono anche appunto l'erogazione di un contributo fino a 40.000 euro per le mamme che abbiano meno di 30 anni e su immobili, insomma, e a determinati limiti di reddito, ecco, che insieme poi alla misura del contributo per sempre le neomamme del 250 euro mensili e 500 euro se appunto inferiori ai 30 anni, per il primo anno di età del bimbo, ecco, sono stati una novità della nostra finanziaria, che si assomma a tutte le altre misure anche destinate appunto a combattere a cercare di porre un limite a questo problema che è, diciamo, il calo delle nascite anche della nucleo problema familiare. numero uno che Su abbiamo. queste che misure avremo. anche per la natalità, lei che opinione ha, Capozzi? Allora, innanzitutto voglio fare una battuta rispetto alla narrazione continua che viene data rispetto al super bonus, perché non ci sono dati che testimoniano questo dissesto che ogni volta viene millantato dalla maggioranza, ma voglio precisare un altro passaggio che è proprio nel DEF ovvero il documento di economia e finanza di aggiornamento alla nota quindi il DEFR, il documento di aggiornamento alla nota di economia e finanza, riportava proprio questo, che le maggiori entrate che si sono avute in questi anni sono date proprio dall'edilizia, che è stata sostenuta negli ultimi anni proprio dal super bonus 110. Questo è stato messo nero su bianco proprio nel DEFR dell'ultima legge di bilancio. Per quanto riguarda invece le misure a sostegno della natalità, ritengo che non siano appunto dei bonus temporanei, delle misure appunto non strutturali a poter invertire il trend della denatalità, ma servono invece misure continuative nel tempo. Penso ad esempio al bonus per quanto riguarda l'incentivo appunto alle mamme limitato soltanto nel primo anno, che è di 500 euro per quelle che sotto i 30 anni e di 250
per le mamme con un'età superiore. Allora, innanzitutto voglio fare una critica anche rispetto al periodo di riferimento, perché prima dei 30 anni la maggior parte delle giovani donne sono impegnate nella creazione della propria carriera, del proprio percorso di studi, quindi alquanto improbabile appunto che una ragazza appunto pensi alla maternità. Ma superando questo aspetto non è possibile strutturare un percorso per contrastare la denatalità circoscrivendolo soltanto al primo anno di vita, come se per gli anni successivi poi le problematiche proprio che ormai le famiglie hanno nell'affrontare le spese familiari si sospendano. Quindi non posso in questo momento questo bonus, a mio avviso, si pone nella prospettiva del meglio questo che niente. È chiaro che va bene come incentivo, però non può essere millantato come qualcosa che va a affrontare in maniera strutturale un problema come quello demografico, perché è circoscritto soltanto al primo anno di vita del bambino. Quindi da parte nostra non può certo trovare sì, se sul primo anno vuole favorevoli. Questa è una misura che si inserisce nel ventaglio di tantissime altre misure strutturali che vengono previste a sostegno della famiglia, come l'abbattimento delle rette degli asili, il bonus, la dote famiglia. Sono tantissimi, ho difficoltà a ricordarle uno per uno, ma l'abbattimento del contributo per i mutui alla nascita del terzo figlio. Ma chi fa il terzo figlio però? Si spera che ci siano persone che lo fanno, voglio dire. C'è tutta una serie di misure che intervengono agli studenti, i contributi fino alle scuole superiori di secondo grado. Cioè tutta una serie di interventi che veramente con l'assessore Rosolen sono ormai diventati strutturali, perché ci sono da anni, a cui si aggiungono anche questi che sono stati approvati con la scorsa manovra, e in maniera da rendere naturalmente creare una serie di misure che possano agevolare chi decide di fare una famiglia, in particolare appunto le donne, le madri, e stimolando anche che lo facciano quanto prima possibile come età. Per quello la scelta, ecco, di questo limite inferiore a 30 con maggiori risorse. Va bene, vi devo quasi lasciare andare, ma ci tenevo a lasciarle una replica anche su questo titolo, riparto da lei Spagnolo, su questo titolo appunto politico sul Messaggero Veneto. La Lega rivuole la leadership con o senza terzo mandato. Sarà un anno chiave, si spiega, il 2026 per la Lega, tra obiettivi amministrativi ed elettorali di prospettiva, tensioni interne con gli alleati. Primo partito alle regionali del 2023, la Lega punta a mantenere le posizioni acquisite in Friuli Venezia Giulia, con o senza il terzo mandato da governatore per Federica. La marcia di avvicinamento è lunga, come riconosce il segretario regionale Dreosto, ma alcune tappe di avvicinamento nodali prima del 2028, le comunali di Trieste e Gorizia, l'elezione dei presidenti delle rinnovate province. Cosa aggiungiamo, consigliera, rispetto a queste parole? Insomma, che orgogliosamente la Lega è il primo partito, è stato il primo partito e è il primo partito in regione, e mi sembra assolutamente naturale e doveroso lavorare per riuscire a mantenere, insomma, questi risultati che arrivano, insomma, per un ascolto costante del territorio e nel riuscire a dare le risposte corrette. Voglio anche pensare che questa risposta che abbiamo avuto dai cittadini sia anche dovuta a quella che è stata l'azione della Regione, e quindi certamente del nostro presidente Massimiliano Fedriga, e però adesso abbiamo un
delle prospettive che dobbiamo vedere che cosa succederà. Ecco, la certezza è quella che continuiamo a lavorare per il territorio e per i cittadini. Capozzi, lei come guarda la situazione interna alla maggioranza, anche alla luce di questi titoli? Ma sicuramente ha non poche gatte da pelare, perché archiviata la questione del terzo mandato, perché a questo punto mi sento di dire che è ormai archiviata, e anche il riferimento fatto dal presidente Fedriga nell'intervista di fine anno, dove dice che la questione è rimessa alla legge nazionale. Trovo improbabile infatti che ci possa essere convergenza rispetto a questo tema, visto che Fratelli d'Italia e Forza Italia non ne vogliono sapere. Quindi rispetto a questo, appunto, trovo che la questione sia piuttosto archiviata, mentre invece dal punto di vista proprio della Lega, anche al loro interno hanno non pochi problemi, perché se si guarda anche a quella che è l'ultima votazione per quanto riguarda l'invio di armi in Ucraina, c'è stato infatti un forte dissenso proprio da parte di Matteo Salvini, che non ha partecipato allo stesso voto per impegni politici coincidenti, e su cui non mi taccio. E dall'altra c'è lo stesso Vannacci che ne dice di ogni, spaccando lo stesso partito al suo interno, ma anche rispetto a questo ritiene inutile qualunque invio di armi, e quindi ci troviamo di fronte ad un partito che deve sicuramente affrontare non poche questioni al proprio interno, questioni che avranno delle ricadute inevitabili anche nel nostro territorio regionale, e su cui sicuramente, proprio per lo stop al terzo mandato, si aprono non pochi scenari anche con i loro alleati di governo, che potranno legittimamente avanzare anche delle loro pretese anche per quanto riguarda la proposta di un'eventuale quindi di un'eventuale candidatura alla presidenza della regione anche da parte loro, insomma. La questione del terzo mandato intanto è comunque sottoposta a decisioni che a livello nazionale possono benché intervenire. In ogni caso la questione di quello che è il futuro del partito, ma così come degli altri partiti, io credo che in queste stagioni come quella che stiamo vivendo le prospettive possano cambiare veramente da un giorno all'altro, un po' per tutti, no? Certo, quello che io credo resti fondamentale è quello che un partito, che la Lega, riesca a continuare a portare avanti gli interessi, le battaglie vere dei cittadini, stare dalla parte loro, del territorio, e riuscire poi a dare le corrispondenti risposte dal punto di vista amministrativo e politico. Ecco, io penso che su questo la Lega abbia una storia, insomma, più che ventennale, trentennale. Siamo alla fine il partito più maturo, diciamo così, del Parlamento, e credo, ecco, che il filo conduttore sia sempre stato quello di dare risposte ai cittadini. Voglio dire, poi tutte queste trasformazioni, diciamo, penso che anche questo, anche una discussione che possa nascere all'interno dei partiti, non possa che portare, ecco, ad una crescita e ad una migliore aderenza a quella che è l'azione degli stessi. Allora, so che devo lasciarla andare, consigliera Capozzi, ma la invito brevemente a spiegarci perché deve andare, perché c'è un evento solidale che riguarda il Movimento 5 Stelle proprio in centro città Udine.
Esatto, faremo un banchetto in Piazza San Giacomo e i cittadini e le cittadine ci potranno trovare oggi dalle 10 fino alle 17 per portare giochi da destinare ai bambini meno fortunati. È un evento solidale che è ormai strutturato all'interno del nostro movimento e che facciamo da anni. Sono anni che scendiamo nelle piazze italiane. Oggi scenderemo non soltanto a Udine, ma anche a Pordenone, in piazza Cavour e a Trieste in Largo Barriera, inoltre il 6 gennaio a Gradisca di Sonzo in piazza Unità d'Italia, e questo appunto per raccogliere giocattoli per i bambini meno fortunati. La regola è semplice, bisogna portare 2 giochi e se ne può prendere uno in cambio. Il tutto è ispirato a dei principi semplici, ovvero l'altruismo, perché i bambini comunque devono privarsi di alcuni dei loro giochi, e a riciclo e riuso, perché appunto i giochi che non vengono utilizzati più trovano una nuova vita nelle mani di un altro bambino. Poi le associazioni territoriali provvederanno a distribuirli ai più bisognosi, Esatto, giusto? li daremo alle associazioni, appunto ad alcune associazioni territoriali che si occupano di assistenza alle famiglie in difficoltà, e quindi questi giochi andranno appunto a questi bambini che loro malgrado non ne hanno. Grazie allora consigliera, la lasciamo andare subito.